Ciao ragazzi, Giannico, siamo nella sua cucina, è di là che sta preparando i fegatini di oca, perché questa è la terza puntata dedicata a questo volatile. E i fegatini sono una risorsa gastronomica e culinaria di incredibile ricchezza di sapore, come adesso ci spiega Giannico, che sta preparandoli perché poi diventeranno qualcosa di veramente speciale. Ma andiamo con calma e facciamoci raccontare da lui che cosa sta preparando. Ancora fegatini? Cioè, ancora fegatini? non sai da dove cominciare. Cioè, i fegatini, il risotto con i fegatini, le tagliatelle con i fegatini, il patè del fegato, il foie gras, come che dicono i francesi, che dopo va bene. Cioè, i fegatini. Prima di andare avanti, come al solito, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella, così saprete sempre quello che faccio in anteprima. Ammarinati? Io ho messo via ieri sera con un po' di cognac, un po' di malvasia, se magari vuoi altri che avevi un bel marsala di quello forte, un bel tannino, un nebbiolo, metti via quel nebbiolo, perché i fegatini che tiriamo via un po' di amaro, certo, di abile, che robe ha. E che diamo il dolce. E che diamo il dolce. Ma a me, siccome ho una serata di oca, sti qua adesso li cucino, quando chiese freddi, tiepidi, che sono dentro un po' di burro, li manteco e faccio il patè dei fegatini solo un crostinetto. Oh, te le darei che roba. Stefano mi mega sputtanare tantissimo il burro, invece il burro non è da sputtanare. Il burro è da capirlo, non è da andare a fumare, da rovinarsi. Mi uso tanto perché mi serve per tanta gente. Certo. Ok, cioè, adesso guardi, uso poco. Se te che metti l'olio d'oliva tendenzialmente, essendo un vegetale, non mi fa crema, non mi fa poccetto, non mi fa buono. Però colesterolo, non colesterolo, che il burro fa male, ma... Bisogna usarlo nella maniera giusta. Ma già quando che uno che catta massa colesterolo, vuol dire che era sbagliato prima. Adesso bisogna rimediare, capito? Ma non è che questo fa venire il colesterolo. È quando si esagera. Esatto, ma come tutte robe, no? Certo, certo. Cioè il burro, se lei è un bel burro così, adesso il burro butta fuori la sua cremetta, evapora l'acqua in eccesso. Gli metto dentro, proprio così di brutto, i miei fegati. Ma ho sentito il profumo che viene su? Ah, sì. Incredibile. Incredibile. Ma sei incredibile. Sta qua lo mangia anche un puteo, ma anche un vegano, secondo me. Non esageriamo. Figlio di sale. Questa è una ricetta di casa, Giannico. Una ricetta di famiglia Questo contadina. L'esaltatore di sapidità, il dado, il chiamatelo come volete, con un cucchiaino di questo rende buono il riso, la pasta, il panino a mattina, il spunciotto alla sera, tutto. Quando è freddo, una bella mantecata con un po' di burro, te lo metti in frigo, te tagli una fettina quando che te le depressioni, se che ti arriva la boetta da pagare, no? Tu non tocchi di questo, un po' di passa, cioè, non dico che si dimezza la boetta, ma adesso gli facciamo fare il Maillard, che vedete questa crosticina qua, bella che certo. Ecco. La caramellizzazione degli zuccheri. Hai tu visto? Ah? Senti, e questa pentola che vedo qua vicino invece? Vabbè, ecco qua, sì che lui va, queste qua sono le ali, che le sarebbe un casino sia Natale sia
le ho fatte andare lentamente in intingolo, sempre pipare, cioè cotto pian pianino, e dopo le tiro via e le pene in residuo e la pe e vado a quello che mi nasconde queste ale qua sotto, vada. Certo. Dito che sfiaccini qua, eccomi questi sfiaccini qua, per chi che ha preguntato, ma siccome che rettini, io faccio i ravioli impasticciati, che è un'antica ricetta veneziana, faccio dei ravioli, li riempio con formaggio, con un po' di polpa qua, con che sugo qua, li chiudo, li metto sotto cosa? Una crema di mandorle, no besciamella, porca, farina di riso, la metto su una cocotta in forno e faccio i ravioli pasticciati. Condiso con questo sughetto qua. Spettacolo. Questi qua sono tutti i tocchi del collo che no, ma vedi cosa che adesso il collo, ma guarda che segreto che mi stavo a vedere che è una roba eccezionale. E con questo io mi ho fatto tutto dell'oca, ma tutto dell'oca. Però siamo sempre lì, vero? Le cotture lunghe. Quindi anche ancora via con la fame, insomma. No, se dovevi un pochetto di ciccioletto qua. Contentiamo se va. No, ma ho capito, ho capito. Ci vuole tempo. Però guardate che io vi dedico una serata, ma una giornata, ma un mese, solo a parlare di oca. Certo. Solo a parlare di anima. Capite la tradizione cosa vuol dire? Ma capite? Noi stiamo scherzando, però c'è un valore culturale dietro a tutto quello che sta proponendo Sanico, un valore che lui ha approfondito in anni e anni di lavoro. Questo va detto, va ricordato, perché non è che siamo qua a caso. E non è finita, perché ne abbiamo per i prossimi 80 anni. Ma ne avremo adesso 80 anni, magari no, ma magari settimana prossima faremo dell'altro, vero? Oltretutto, complimenti per un prestigioso riconoscimento che ha ottenuto un'eccellenza della cucina veneta davanti a una delle platee più importanti d'Italia. Bellissimo. Un ritrovo che ma poi un sacco di turisti giovani, un sacco di gente appassionata a sta roba qua. Fantastico. E questo riempie il cuore. Io non sono più giovane, ma sono qua comunque insieme. Ciao ragazzi. Buona vita, buona vita, buona vita. Ciao.